conte Giacomo Leopardi che dà i numeri. Ma sì, lui è uno scienziato. Poco prima ci sto, non paga tasta, guardate qua, tutti questi numeri. Quello studia, pensa, ci riflette e poi glieli dà. Ma secondo voi no? Uno che sa o francese, o tedesco, l'indiano, o greco, latino, l'egiziano, l'italiano! Non sa pure tu. Che la scienza è complicata assai, ma chi meglio ne sa può sapere, Ma tu che ciucciarie vai dicendo? Infatti, lo scienziato sono 4 anni che gioca e non ha mai pigliato niente. Non ho mai pigliato niente. Mai. Mo' oggi capito. Finalmente. Picciò è pessimista. Perché secondo te se Don Giacomino pigliava un terno cagnava pensiero, per un terno si cambiava la letteratura italiana. No, scusate, allora Don Pasqua, io non ho capito. Se lui vince e lo stesso non cambia niente, ma che cazzo che fa? Perché Don Giacomino e i napoletani hanno la stessa filosofia di vita, le illusioni. Sì, perché tu pensi che quando uno si gioca i numeri, ovvero, prima che esce l'estrazione, si sente un re in Spagna. Ma quando è il sabato, all'apparire del vero, misere e morte fame ritorni, e tanto a segare un mese. Però il lunedì ti gioca altri numeri e tornerà da votare fuori in Spagna. Praticamente Don Giacomino si consola così. Tutta questa scienza per fare quello che facciamo noi, le illusioni. Cioè, fa la festa dopo zero. Come facciamo noi, avrà delle sfumature più poetiche, più filosofiche. È più bello aspettare di vincere che vincere. Ma chi si può soffrire proprio, mamma mia. E poi non ci credo. Io penso che se Don Giacomino avesse pigliato un terno, ma un bello terno, non fosse cagnata letteratura, ma almeno avesse messo una bella giornata di sole, ci avesse messo un colore, che sa, un giallo, un celeste. E ti si mozzica la lingua. Mo te li prendo io i colori, il sole e tutto quello che vuoi tu. Aspetta. Eccolo qua, ti prendo proprio la poesia che parla del bambino. Vediamo un po'. Va bene? Sabato del villaggio. La donzeletta vien dalla campagna in sul calar del sole. Sta scritto calare. Quando solo tramonta, l'apocondria, oscuramento, a wallera. Vabbè, il sole ci sto stesso. Col suo fascio dell'erba e rega in mano un mazzolino di rosa e viole. Io non sarà genugeri, ma mica so colori di sti qua. Che so, poi ci mettiamo a fare una critica letteraria. E vabbè, allora vuoi perdere proprio. Te la recito a memoria, la più bella. L'infinito. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte del celeste confine dell'ultimo che Don Giacomino ha scritto dell'ultimo orizzonte. e tu che ne sai? E la so pure io! A memoria, sì, e sì. come va? Perché l'hanno dato un contrario e mi ricetta Carmeniello. Ora ti imparo una bella poesia così la puoi dicere a una bella ragazza. Te la ridi proprio in italiano? Sì, sì. E ci ricetta, maestro, ma voi scrivete cose complicate assai. E poi so così log. Allora te ne imparo una corta corta. L'infinito. La faccia la puttana. Però come ci imparate a memoria, la prima e l'ultima parte. Poi come fanno tu qua? Proprio vuoi imparare a me l'infinito. Io tengo che ha scritto proprio la Ace. I dilli l'infinito. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte del... Pasqua, Lascia cancellare! certo, che lei ci ha pensato e si è pentito. Stu ce l'hai, non ci azzecca proprio. A chi le ci piace scrivere triste. Sì, no, ci piace scrivere triste. Guardate qua. Guarda, ma certo. Guardate qua, lo sta lì, dice. La vita la vita, solitaria. Il passero il passo, solitario. Amore l'amore e morte.
E l'anno passato stavi scrivendo sopra un bassorilievo, antico sepolcro. Babbo, se tu da pigliare proprio che c'ha scritto centenario di poesie, già. ma tu sei andato proprio a prendere questo. Ma per esempio ne sta scrivendo proprio uno sul Vesuvio. Sicuramente parla di istruzione e morte squagliata tra lava. E invece no, perché si intitola La Ginestra. Già sei andato.